Maratona Digital Humanities è un evento particolarmente importante e significativo sia per il nostro Dipartimento di Studi Umanistici del Patrimonio Culturale, sia per l'Ateneo sia per la città. Infatti è l'evento di disseminazione finale del progetto di eccellenza, che è un riconoscimento che abbiamo ottenuto dal Ministero della Università e della Ricerca insieme agli altri dipartimenti coinvolti in questa Digital Marathon. Si tratta dunque, ed è stato voluto, per mostrare, per condividere sia con una rete di studiosi e di atenei i risultati di queste ricerche di eccellenza all'avanguardia in vari ambiti, sia però anche per condividere con il territorio, con la città e con un pubblico non specialista gli esiti di queste ricerche pluriennali. Siamo particolarmente lieti di ospitare questa giornata, l'ultima delle 5 giornate dedicate ai Digital Humanities, che vede protagonisti 5 dipartimenti di eccellenza di 5 atenei diversi. Protagonisti nel presentare e diffondere al pubblico e agli stessi atenei i risultati delle loro ricerche nell'ultimo quinquennio. La nostra partecipazione vede protagonista il Dipartimento di Studi Umanistici del Patrimonio Culturale, che spazia la sua attività tra il cinema e media, l'archeologia e l'arte. Però mi piace sottolineare che in questo evento abbiamo dato particolare enfasi a quello che è il rapporto con il territorio che ci ospita, un territorio che ha fortemente voluto la nascita della nostra università e che ha un patrimonio culturale piuttosto importante e che l'università sente la voglia e il desiderio di valorizzare e di disseminarne il valore a tutti i cittadini e a tutti coloro che sono interessati alla cultura. Per di più in questa edizione, anche per questo evento, è stata fortissima e strettissimo il legame, la partnership con il Comune di Udine sul piano appunto delle esperienze culturali, anche utilizzando queste nuove tecnologie. L'università, per sua vocazione, per sua missione, ha la produzione, la creazione di conoscenze nel senso più ampio di cultura, della cultura. Ecco perché è volontà, ma anche necessità disseminare, condividere quanto esce da questa attività, non solo trasferendolo nella formazione dei nuovi cittadini, ma anche assieme alle altre istituzioni, assieme ai colleghi degli altri atenei, creare le condizioni perché ci sia un miglioramento del benessere sociale e inclusivo di tutti i cittadini. Il mio compito oggi è quello di spiegare che cos'è la Maratona Digital Humanities e parto dal fondo, cioè dal concetto misterioso di Digital Humanities, che con semplicità possiamo definire come l'incontro tra la cultura umanistica e le tecnologie informatiche, comprese quelle più avanzate come l'intelligenza artificiale di cui tanto si parla in questo momento. Questo è un incontro di cui beneficiano sia la ricerca umanistica che la ricerca tecnologica, perché sono entrambe chiamate a proporre nuovi modelli per la valorizzazione del patrimonio culturale. E ne beneficia anche, ed è un aspetto per noi molto importante, la rappresentazione della diffusione della ricerca e dei suoi risultati, perché possono diventare visivamente e fisicamente più godibili da un pubblico il più ampio possibile. E quindi per noi il ruolo delle Digital Humanities nella società di oggi è quindi non solo quello di promuovere la ricerca, non solo quello di diffondere la ricerca, ma anche quello di orientare l'interpretazione e la conoscenza del patrimonio culturale, del suo passato, del suo futuro, in un mondo reale e virtuale che è sempre più affollato di informazioni che si fa fatica a controllare e a gestire. E quindi, nonostante si tratti di digital, quello che per noi resta al centro è il lato umano, che è rappresentato proprio dall'idea stessa della maratona e da questo desiderio che abbiamo di condividere i risultati della ricerca sia con tutta la cittadinanza e sia attraverso una rete di relazioni che si sono sedimentate e che sono accresciute negli anni per
lavorare con tutti i colleghi delle università coinvolte, che sono, lo ricordo, Verona, Bergamo, Modena e Venezia, oltre a Udine, in uno scambio di idee, di iniziative, anche fisicamente di relatori che passano da una città all'altra, per arrivare al traguardo udinese di questa maratona che è digitale ma non è virtuale, perché tutti gli eventi saranno in presenza, e che ci auguriamo che sia non solo un traguardo ma anche un punto di partenza. L'Università degli Studi di Udine è un'università che ha non 2 ma 3 missioni fondamentali: la didattica, la ricerca e la terza è il rapporto con il territorio. E noi come Comune di Udine abbiamo questa relazione strettissima che ci lega all'Università di Udine, quindi iniziative di ogni tipo che si sviluppano a vantaggio del progetto dell'università e a vantaggio dei progetti della città di Udine e della sua amministrazione. In questo caso la collaborazione con i civici musei si sviluppa in questo campo della digitalizzazione, che per noi sta diventando sempre più importante. Insomma, il Covid ci ha insegnato che gli strumenti che sono messi a disposizione delle moderne tecnologie sono fondamentali per la fruizione del patrimonio culturale ed artistico. E in questo caso io penso che in un prossimo futuro, e noi ci stiamo già attrezzando per questo, tutti i musei dovranno sicuramente fare anche un progetto per la digitalizzazione e la fruizione online delle proprie collezioni. Questo è il futuro. Questo non va visto come alternativa alla fruizione, ma come modo complementare per la fruizione appunto del patrimonio museale. Io credo che su questo ci sia la voglia di collaborare e spero proprio che questa relazione, anche guardando la formazione che viene dedicata alle giovani generazioni da parte dell'università, sia un elemento imprescindibile per raggiungere traguardi sempre maggiore diffusione della consapevolezza, uno, del patrimonio artistico e poi anche della sua tutela e valorizzazione. Nella giornata udinese della Digital Marathon, i colleghi del Dipartimento di Vigo, di Studi Umanistici e Patrimonio Culturale, presenteranno agli altri colleghi e alla cittadinanza risultati interessantissimi nell'ambito dell'applicazione, per esempio, di protocolli innovativi per il restauro e la conservazione delle pellicole. Sono i colleghi di cinema, di banche dati all'avanguardia per la storia dell'arte e una serie di applicazioni tecnologiche nell'ambito dell'archeologia, dove i nostri colleghi di recente hanno ricevuto un premio internazionale, il premio internazionale dell'archeologia dedicato ad Asale e Khaled per le loro scoperte nei minieri di Fauda. La giornata sarà conclusa da un tema non meno importante, anzi forse verrebbe da dire uno dei temi più caldi nell'ambito delle applicazioni digitali. Quale risvolto etico ha il digitale sulle nostre vite? Siamo molto felici di ospitare Casa Cavazzini, una delle tappe della maratona digitale. Casa Cavazzini è un museo di arte moderna e contemporanea e ha una collezione di tutto rispetto che permette di traguardare l'intero Novecento artistico, non solo a livello italiano ma anche e soprattutto internazionale, proprio con la collezione FRIA. Quindi quale luogo migliore per accogliere un evento che parla della fruizione digitale del patrimonio culturale italiano, soprattutto museale. Buongiorno a tutti e a tutte. Io desidero dare un benvenuto a tutti i partecipanti a questa quinta giornata della Digital Marathon, però non lo faccio da una delle sedi dell'Università di Udine dove si svolge questa giornata, ma una sede diciamo un pochino distaccata a circa più di 3.000 km di distanza, dove però l'università è molto ben presente. Naturalmente lo faccio attraverso questo sistema digitale. Do a voi un saluto in DAD, come si direbbe, da un sito molto particolare dove la nostra università sta facendo un tuffo enorme, grandissimo nel passato, e sono venuto qui a toccare con mano queste tracce che poi però diventeranno patrimonio di tutti anche attraverso le nostre tecnologie digitali.
quindi non ho giacca e cravatta, vedete sono con una maglia che ricorda però anche il nostro motto, Hic sunt futura, non solo a Udine naturalmente, ma anche in tutto il mondo. Vi auguro una bellissima quinta giornata e ultima giornata della Digital Marathon. Salve, buongiorno a tutti, io sono molto orgogliosa di essere qui. Anche noi faremo una maratona, però non digitale ma fisica a tutti gli effetti. La maglia che indossiamo ha il colore del dipartimento che dirigo, di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, e quindi mi unisco al Rettore in questo saluto virtuale digitale. Buongiorno a tutti quanti. Cari studentesse, cari studenti, noi continuiamo la nostra maratona proiettandoci contemporaneamente nel futuro ma anche nel passato, perché qui dietro al magnifico rettore, la direttrice del nostro dipartimento, vedete uno dei 13 meravigliosi rilievi rupestri che all'inizio del VII secolo a.C. un re assiro che si chiamava Sennacherib fece scolpire sulla sponda di un lungo canale, lungo più di 10 km, scavato nella roccia. Io mi trovo all'interno del canale, questo è il fondo del canale nel quale scorreva l'acqua, e alla mia sinistra vedete uno di questi splendidi pannelli che rappresentano una scena cultuale, una scena a forte contenuto simbolico, religioso, ma anche ideologico e politico, che rappresenta all'estrema destra e all'estrema sinistra la figura del re che fece scolpire questi rilievi, il re Sennacherib, uno dei grandi sovrani della Siria che regna fra 704 e 681 a.C., rappresentato in preghiera di fronte alle statue delle 7 divinità principali, rappresentate stanti sui loro animali o creature mitologiche simbolo. Quindi vedete una scena ad alto contenuto, diciamo, religioso, ma anche piena di significati ideologici, e che troveremo in almeno 13 punti lungo questo canale, che in questo modo veniva celebrato nella sua costruzione, nella sua funzione di dispensatore della ricchezza e dell'abbondanza, e come monumento, documento del potere del sovrano. Questo è il cuore del parco archeologico che l'Università di Udine sta creando nel nord dell'Iraq, nella regione del Kurdistan iracheno, con l'obiettivo di proteggere, restaurare, conservare e soprattutto valorizzare uno straordinario patrimonio archeologico che appartiene alle comunità che qui vivono, ma appartiene anche all'umanità, creando il primo parco archeologico di questa regione. Parco archeologico che sarà inaugurato ufficialmente il 16 ottobre, domenica prossima, alla presenza dell'autorità del Kurdistan e del nostro magnifico rettore e della direttrice del Dipartimento. Un caro saluto a tutti.